eccoci qua. Allora. Eccoci qua. Allora, passerei al primo contributo che abbiamo per dare un'inquadratura, secondo la nostra visione, dell'Ucraina e della situazione in cui ci troviamo, e su questo poi chiedo il vostro parere. Prego. Contributo. La guerra Russia-Ucraina, una storia che si ripete. Parafrasando Dante potremmo dire che nel mezzo del cammin di nostra vita oggi ci ritroviamo nella selva oscura della crisi ucraina e la diritta via abbiamo smarrito. L'aggressione di Vladimir Putin all'Ucraina e al suo popolo è una cosa assolutamente ingiusta che va condannata senza se e senza ma. Su questo non c'è ombra di dubbio e a questo non possiamo rinunciare. Il problema non è chi ha ragione o torto. Il problema è che esistono 1000 strade per evitare una guerra e non esiste alcuna giustificazione per chi imbocca quella anche solo come ipotesi. Una situazione non nuova nella nostra storia, dove attorno alla preda vediamo volteggiare come sempre gli avvoltoi pronti a spartirsi ciò che resta. I civili sono le vittime sacrificali, donne, bambini violentati e uccisi in nome della libertà e del diritto alla sopraffazione. Alla fine del secondo conflitto mondiale Winston Churchill non voleva il processo di Norimberga per i criminali nazisti. Il premier britannico temeva che istituire un processo per i crimini di guerra avrebbe creato un pericoloso precedente e disse: speriamo che la prossima la vinciamo sempre noi. Pensava anche ai crimini commessi dagli inglesi in epoca coloniale e inoltre pensava che i crimini dei nazisti non erano dissimili da quelli di cui si era macchiata l'alleata Russia sotto Stalin per 20 anni. Nelle guerre le vittime sono sempre i civili, le donne, i bambini, gli anziani o uomini mandati a massacrare o a essere massacrati in nome di un dio o di una patria. Così la storia ci dovrebbe insegnare, ma non lo può fare perché è falsata dalla narrazione. Un'analogia con questa guerra esiste speculare nella storia della Federazione degli Stati Americani. Ben 160 anni fa, negli Stati Uniti, ebbero un impulso alla secessione. Gli stati del sud, straricchi rispetto a quelli del nord, volevano la loro indipendenza. Il nord era povero, il sud aveva il cotone e gli schiavi necessari per coltivarlo. Gli inglesi, che non avevano gradito la guerra di indipendenza, sobillavano i produttori di cotone per indurli alla secessione che li avrebbe avvantaggiati commercialmente. Questo avrebbe minato gravemente gli stati del nord e il concetto di unione. Nacque così la guerra di secessione. Gli stati del sud, che volevano l'indipendenza, sostenuti con armamenti dagli interessi democratici degli inglesi. Questi erano stati a tutti gli effetti con il loro diritto di essere ricchi e indipendenti. E allora perché sostenere un nord economicamente pesante? Un sud ricco grazie alla produzione del cotone che veniva esportato in Inghilterra, dove a Manchester l'industria tessile lo lavorava completando l'opera di quelli che erano 2 monopoli. Poco importava se tutto avveniva sulla pelle di milioni di neri schiavizzati fino alla morte. Con l'obiettivo di indebolire e destabilizzare i paesi secessionisti, Lincoln sosterrà il 13° emendamento emancipando gli schiavi, confidando in una loro ribellione, così come avverrà nel 1917 quando la Prussia inietta in Russia il virus dei bolscevichi per innescare una rivoluzione che porterà alla caduta dello zar e alla nascita dell'Unione Sovietica. A un certo punto Abramo Lincoln riuscì a far cambiare idea agli inglesi coinvolgendoli nella costruzione della ferrovia transcontinentale che attraversava il paese collegando costa atlantica a quella del Pacifico. Senza il sostegno di Sua Maestà britannica il Sud perderà la guerra e il cotone sarà lentamente declassato. Ma nello stesso periodo gli inglesi erano impegnati in altre guerre in giro per il mondo. Era il momento dell'espansionismo coloniale in Africa, dal Niger al Sudan, ma soprattutto in Egitto, con il canale di Suez, strategico per il commercio mondiale e strategico per la potenza britannica, una supremazia mondiale costruita in Asia grazie alla Compagnia delle Indie Orientali, con grandi profitti garantiti dal commercio delle spezie, ma soprattutto dall'oppio che venne imposto alla Cina, che porterà grandi guadagni
anni alla regina Vittoria e al disfacimento dell'impero cinese con il successivo arrivo del comunismo di Mao. All'imperialismo britannico si è affiancato nel tempo quello americano con una nuova filosofia: non ti porto via le terre, ma le risorse sì. E sono nate così le guerre contro le dittature, meglio se comuniste, fino ai conflitti attuali, quelli a scopo preventivo, nel senso che se penso che tu potrai darmi fastidio, allora vengo e ti faccio fuori, un po' come ha fatto Putin in queste settimane, copiando quello che aveva fatto precedentemente il presidente Bush. Del resto, per difendere gli Stati Uniti esiste un muro al confine con il Messico che ogni presidente americano ha provveduto a rinforzare per respingere le orde di migranti che cercano la terra promessa all'ombra della Statua della Libertà. Se questi muoiono, se le donne vengono violentate, poco importa, l'importante è la difesa del paese. Nella storia degli Stati Uniti praticamente tutti i presidenti hanno fatto una guerra durante il loro mandato per alimentare i guadagni delle lobby delle armi con la scusa di portare la democrazia, ma anche per assicurarsi enormi quantità di materie energetiche senza pagarle, vedasi il petrolio. La Cina non è stata da meno, ma non ha usato le armi, ha guardato avanti comprando concessioni per le estrazioni dei materiali strategici per l'evoluzione tecnologica, dal Sud America all'Africa. I giacimenti di terre rare, zinco, litio e tanto altro sono in mano a società cinesi. Sono diventati i leader mondiali con l'obiettivo di ampliare i loro mercati attraverso la via della seta verso i 5 continenti. In Ucraina non si fronteggiano quindi solo Putin e Zelensky, è una guerra ben più ampia, iniziata proprio in Ucraina, dove dovevano passare i convogli ferroviari cinesi verso l'Europa e dove doveva passare anche l'oppio afghano, destinato attraverso il Mar Nero a raggiungere i ricchi mercati occidentali. Dove ci porterà questo conflitto è difficile da capire, ma alcuni interrogativi sono doverosi. Dov'è finita la diplomazia? Le Nazioni Unite hanno ancora un ruolo nello scacchiere globale? E poi che fine ha fatto quella religione che diceva porgi l'altra guancia? Sembra che gli insegnamenti dei grandi del passato siano finiti nel tritatutto capitalistico. Anche Confucio, che diceva fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te, è passato di moda. Bene, allora Mao Valpiana vuol fare un commento a questo contributo che abbiamo mandato in onda? Vediamo. Ecco. Sì, grazie intanto dell'invito. Il punto che emerge da questo contributo, e poi voglio dire qualcosa anche sui precedenti che abbiamo sentito sulle parole del Papa, e questa carrellata sulla storia del Novecento che ha conosciuto già 2 conflitti tremendi, la prima e la seconda guerra mondiale, abbiamo visto che ci sono state tante lotte di popoli invasi o che comunque si sono battuti per la loro libertà. E abbiamo visto che ci possono essere metodi diversi, cioè che la difesa del proprio paese, della propria indipendenza, della propria democrazia, della propria libertà è un diritto sacrosanto di tutti i popoli, però esistono vari modi di potersi difendere. La non violenza è stato uno strumento che nel Novecento è stato utilizzato anche su larga scala e anche con successi. Naturalmente pensiamo all'esperienza di Gandhi contro il colonialismo inglese, pensiamo all'esperienza in Sudafrica, pensiamo all'esperienza per i diritti civili negli Stati Uniti d'America con Martin Luther King, e l'elenco potrebbe essere lungo. Sono circa 40 le grandi importanti lotte del Novecento condotte con il metodo della non violenza. Questo non significa oggi che spetti a noi giudicare le scelte che sta facendo il popolo ucraino, che è un popolo in questo momento aggredito dalla Russia. Questo va detto e va chiarito e non c'è ombra di dubbio. E quindi non spetta a noi giudicare o dare patenti morali di cosa sta facendo il popolo ucraino. Però noi possiamo giudicare quello che facciamo noi stessi, cioè quello che fa l'Europa, quello che sta facendo l'Italia,
per aiutare, sostenere il diritto alla libertà e all'indipendenza dell'Ucraina e per combattere e fermare, arrestare l'invasione e l'aggressione russa. Abbiamo sentito prima il Papa, che non è solo un'autorità morale in questo momento, certamente il suo ruolo è quello di guida spirituale della Chiesa Cattolica, ma il Papa sta prendendo delle posizioni politiche chiarissime. Quando prima l'abbiamo sentito criticare l'aumento delle spese militari che la NATO ha chiesto a tutti i paesi e che il nostro Parlamento ha votato una mozione non più tardi della settimana scorsa in questa direzione, il Papa ha condannato le scelte che hanno fatto il governo italiano, francese e tedesco di allineamento delle spese militari al 2% del PIL, ma è andato più in là. Ha condannato l'invio delle armi, si è addirittura spinto a dire che il commercio delle armi e l'invio delle armi è fatto da mani che grondano sangue. Ha usato parole fortissime il Papa e in questo senso è una condanna sulla politica che ha scelto l'Unione Europea, che è quello esclusivamente in questo momento di inviare armi. Siamo a livelli importanti, siamo a oltre 1,5 miliardi di euro che in queste ultime settimane l'Europa ha deciso di dare all'Ucraina, un paese già fortemente armato, che ha un esercito di tutto rispetto, che è stato foraggiato e fornito di armi in questi ultimi 20 anni. Anche dal nostro paese abbiamo venduto armi all'Ucraina, ma noi ci distinguiamo sempre di più perché come italiani abbiamo venduto armi anche alla Russia, anche nel 2014 quando c'era l'embargo sulle armi alla Russia dopo la prima invasione, dopo la prima guerra del Donbass, l'Italia in violazione dell'embargo, unico paese europeo, ha proseguito nella vendita di armi alla Russia. Allora questa scelta vuol dire entrare a piedi pari nel conflitto, cioè prendere una parte. L'Europa non è più terza parte come dovrebbe essere per poter aiutare realmente l'Ucraina, ma siamo entrati di fatto come in una scelta belligerante. Certo. Allora, quando si condanna la guerra, concludo subito, e si dice che la guerra non deve essere fatta, il Papa è stato chiarissimo, ha ribadito il magistero della Chiesa Cattolica che non esiste più guerra giusta, se mai esistita. E perché non esiste più guerra giusta? Perché dal 1945, quando siamo entrati nell'era nucleare, esacerbare il conflitto, entrarci, crescere nell'escalation del conflitto vuol dire essere pronti allo scontro nucleare, perché le guerre, lo sappiamo, le vincono non chi ha ragione, le vince chi è più forte, cioè chi ha più armi, cioè chi ha più soldi. Alla fine è questo. Allora quando si dice non si deve fare la guerra, assolutamente, perché significa entrare nella prospettiva della guerra nucleare e della guerra atomica, e se ne sta parlando come se fosse una cosa normale e possibile che può succedere tra qualche giorno, vuol dire che si devono fare tutte le scelte tranne quello di appoggiare militarmente. Allora questa è la critica e qui viene la proposta anche da parte dei movimenti per la pace, dei movimenti non violenti e dei movimenti pacifisti in Ucraina e in Russia che esistono, che sono forti. Non c'è un pensiero unico né in Ucraina né in Russia. Non è solo Zelensky che può parlare per l'Ucraina, perché ci sono anche gli obiettori di coscienza, migliaia, i disertori. Proprio il quotidiano Avvenire, con un bellissimo articolo di Nello Scavo, ne ha parlato qualche giorno fa, e ci sono molti obiettori, renitenti alla leva e disertori in Russia. Anche in Russia non è monolitica. E una strategia da parte dell'Europa nostra dovrebbe essere quella di sostenere e valorizzare i dissidenti della linea politica di Putin, che sono e sono tanti, pacifisti, le mamme dei soldati, gli intellettuali. Ecco, questo dovrebbe essere l'intervento anche finanziario europeo, sostenere le voci diverse
disarmiste, pacifiste in Ucraina e in Russia per contribuire alla creazione del tavolo delle trattative multilaterale, al quale sta lavorando bene tra le tante diplomazie la diplomazia vaticana, e quindi dialogo e rapporti con l'Ucraina, con la Russia, con la Cina, con la Turchia, con Israele e naturalmente con l'Unione Europea, che dovrebbe entrare in questa dimensione, certo, non come fornitrice di armi all'Ucraina. Bene, ma tutto è partito da un fatto fondamentale, Paolo Giaretta. È partita tutta la questione se l'Ucraina era logico, era normale, non creava problemi, se dentro l'Ucraina entrava la NATO. Questo è stato il motivo scatenante. Vorrei una tua interpretazione. Diciamo che intanto non so se sono la persona più adatta qui questa sera. Forse era più importante che ci fosse qualcheduno dei profughi ucraini che ho incontrato prima di venire qui, a sentire i racconti delle violenze, intere famiglie smembrate, assassini, non incidenti di guerra. Perché, attenzione, poi viene il momento della diplomazia, deve venire. Però qui siamo di fronte a una situazione semplice. Ci sono dei momenti della storia in cui non si può arzigogolare. Qui c'è uno Stato che ha aggredito senza motivo un altro Stato. Vogliamo pensare che ci fosse un pericolo immediato per la Russia nella sua sicurezza? Viene aggredito uno Stato libero, democratico, con tutti i difetti delle democrazie. Ce li abbiamo noi, figuratevi, tanti altri paesi a democrazia. E la guerra viene condotta con una ferocia in cui l'obiettivo principale non è l'esercito ucraino, l'obiettivo principale sono i civili. Bisogna attaccare le istituzioni civili, bisogna attaccare gli ospedali, i teatri, le scuole, bisogna affamare le città, bisogna distruggere intere città. E allora se uno la guerra la fa, quell'altro cosa deve fare? Alzare le mani? No. Deve difendersi, deve difendersi. Balbiana ha fatto giustamente degli esempi importanti, però posso dire la grande epopea gandhiana in cui l'India si scuote di dosso le catene della dominazione coloniale, riesce a vincere perché con tutti i suoi difetti c'era un'opinione pubblica libera in Inghilterra e a un certo punto questa battaglia ideale non violenta ha scosso le coscienze anche dell'Inghilterra e nonostante questa scelta non violenta alla fine non si è riusciti a evitare il massacro derivante dalla separazione del Pakistan. Centinaia di migliaia di persone morte in questa guerra fratricida, milioni di popolazioni che hanno dovuto trasferirsi dal Pakistan verso l'India, dall'India verso il Pakistan. E dici bene, tanti esempi potremmo fare delle guerre degli Stati Uniti, però anche lì c'era una differenza, perché a un certo punto la guerra del Vietnam è finita perché negli Stati Uniti c'era una libera democrazia e tanti giovani sono scesi, hanno manifestato e si è formata una posizione che quella guerra andava finita e c'era bisogno della diplomazia. Ma io non ho sentito dire da voi quello che sta succedendo in Russia, che se uno è contro la guerra viene imprigionato. E questi silenzio, tutti uguali? No, non siamo uguali. Poi venga la strada della diplomazia. Certo, certo, è giusto che ci siano diciamo dei mediatori, è la Turchia, è Israele. Sì, la Unione Europea ha scelto di difendere la libertà degli ucraini. Perché questo? Ma mi sapete dire qual è il motivo per cui uno Stato di 140 milioni di abitanti deve decidere qual è il grado di libertà, di alleanza,
di scelte geopolitiche di uno Stato di 45 milioni di abitanti. Qual è il diritto dell'Unione Sovietica, mi viene a dire, della Russia, di decidere che l'Ucraina non può far parte dell'Unione Europea? Ma qual è questo? Con la forza delle armi? Lo faccia con Matteo, lo faccia con la forza diplomatica, lo faccia con la forza economica, lo faccia con la costruzione di interessi comuni che sono popolazioni che sono integrate tra di loro. Putin ha fatto un'altra scelta, quella della potenza militare. Perché? Perché ha paura non della NATO, ha paura che si rafforzino dei sistemi, sia pure imperfetti, di democrazia e che possono mettere in discussione questo potere autocratico che ha costruito. E partiamo da questo, poi dopo, certo, le guerre finiscono o perché vince uno, ed è difficile che vinca l'Ucraina senza conseguenze drammatiche, diciamo, o per gli accordi diplomatici. E gli accordi diplomatici, nel senso, qualche passo in avanti si è fatto, forse lo stesso sacrificio appunto che fece l'India di Gandhi di rinunciare al Pakistan, potrà farlo l'Ucraina, rinunciando al Donbass. Ma no sulla base di un'occupazione militare violenta con quello che leggiamo, che vediamo, che purtroppo tutte le sere vediamo. Insomma, ci vuole anche un po' di indignazione, diciamo, no, per chi in questo momento, chi sta soffrendo, scusate, finisco, la popolazione ucraina sta soffrendo. La popolazione russa sta soffrendo perché vedete le immagini di questi soldati, si parla di 10-15 mila soldati russi, sono poco più che ragazzi adolescenti, mandati al fronte senza, abbiamo visto, senza preparazione, senza addestramento, senza motivazione. E chi sta soffrendo? Chi in Russia sta protestando e viene imprigionato, e stanno soffrendo i più poveri in Russia, perché è chiaro che queste sanzioni alla fine non li pagano gli oligarchi. Anche qui non ho sentito dire nulla di come dire, questi miliardari mondiali globalizzati che hanno sottratto risorse al popolo russo, e non abbiamo niente da dire di questi regimi. No, ne abbiamo parlato. Allora, ne abbiamo parlato. Scusate lo sfogo, ma a un certo punto... No, prego. Vabbè, Anzi, è giusto sentire tutte le versioni, eccetera. Quello che io vorrei precisare sull'India: l'Inghilterra ha liberalizzato, ha lasciato l'indipendenza inglese e indiana solamente perché non aveva più risorse per poter affrontare un'India dopo il secondo conflitto mondiale. Entrò in una crisi globale. Io ricordo che negli anni 50 in Inghilterra c'erano ancora le tessere annonarie e da noi non c'erano più, quindi era una crisi notevole, e fu l'America che obbligò l'Inghilterra a mollare l'India, perché l'America aveva fatto prestiti per 13 miliardi di dollari all'Inghilterra e dice: se vuoi ancora un supporto, le colonie devono cambiare faccia. E di fatto avvenne, ci fu il Commonwealth e non ci furono più il concetto della vecchia colonia. Ecco, questa è la differenza, e dobbiamo a Roosevelt, questo concetto nuovo di decolonizzazione del pianeta. Poi è chiaro, Putin ha torto, però mi pare che una risposta saggia sia venuta da Xi Jinping, che poi non è il suo diciamo, pensiero, ma lo accoglie da una tradizione cinese. Se hai messo il collare alla tigre, toglilo, perché mi pare che tutto sia partito, poi non ho visto altre cose, da un fatto che l'Ucraina deve entrare nella NATO. Allora questo non riesco a capirlo. Capisco tutti i profughi, capisco i morti da una parte e dall'altra, che non hanno nessun senso, né per i russi, né per gli ucraini, né per nessun'altra parte. Sì, ma perché deve essere Putin a decidere che non deve entrare nella NATO? Perché, se il popolo ucraino volesse entrare nella NATO, scusami, che è un'alleanza difensiva,
No, non è un'alleanza difensiva, scusami, perché... Questi sono i trattati internazionali. No, sono allora, non è quello che fai, è come lo fai. Hanno appena chiuso una guerra ventennale in Afghanistan, di che no? cosa stiamo parlando? Perché volevano difendere che cosa? Esclusivamente i loro precisi interessi e basta. Adesso, in previsione di questo conflitto, hanno chiuso immediatamente quello e non riuscendo più a gestire la droga, perché erano lì solamente per questo, perché giravano miliardi, decine, centinaia di miliardi di droga dall'Afghanistan. Adesso ce l'ha qualcun altro in mano e non sono più in grado di gestirlo, ma dovevano tappare il buco da questa parte. Allora, io dico che è un'infamia da parte di Putin, è un'infamia, ma anche chi sobilla il delinquente è colpevole di quello che il delinquente poi reagisce a fare. Io spero che la Russia cambi la politica e l'economia che in questo momento ha, perché quello che hai detto sulla Russia è perfettamente vero. È un paese che è stato trascinato per 100 anni tra Unione Sovietica e tutto il resto in una situazione che è ingestibile oggi. I cinesi sono stati molto più bravi a uscire in qualche maniera, ma ci sono ancora dentro, in qualche maniera e gestire la cosa in maniera alternativa. Ma ci vuole una cultura e questa cultura purtroppo non c'è. Allora, con questo non ti voglio dare torto, ti do perfettamente ragione, sono dalla parte delle persone che sono scappate e che conosco anch'io e vanno aiutate, però non si risolve il problema così. E allora vorrei girare al professor Marco Mascia. Che cosa si può fare? Perché si arriva fino a questo punto e non ci si ferma, prima ci si incontra? Noi in una delle trasmissioni, ancora circa un mese fa, appena scoppiato il conflitto, con una dottoressa di Genova, con Mara Morini. Genova, esatto, abbiamo anticipato il problema del gas. Gli americani ci vogliono vendere il gas. Certo. Ieri è arrivata la prima nave che trasporta il gas liquido. A un prezzo che non ce l'hanno ancora raccontato, ma certamente non il prezzo della Russia. Ricordiamo che quel gasdotto che adesso il signor Draghi cerca di chiudere ha la modica cifra di 60 anni e l'ha fatto un certo Mattei. E noi con quel gas siamo diventati ricchi. Se oggi l'Italia è su un altro livello, lo dobbiamo a Mattei. Sappiamo la fine che ha fatto. Il signor John Fitzgerald Kennedy doveva incontrarsi con Mattei perché voleva convincerlo di tagliare quel gasdotto, di non farlo. Ma anche John Fitzgerald Kennedy evidentemente non aveva la stoffa e anche lui l'hanno allontanato perché probabilmente non seguiva le indicazioni delle multinazionali, delle lobby. Le lobby stanno guadagnando miliardi. Hanno bloccato l'importazione, la vendita del ferro, hanno bloccato le vendite delle materie prime per far sì che il mercato cresca e che noi ci mangiamo quei soldi che l'Europa ci ha regalato. Allora quei soldi che noi dicevamo allora diventeremo un po' più ricchi, sistemeremo le nostre cose, vanno a finire in tasca delle multinazionali. Ne è arrivata una nave ieri, è attraccata a Genova, sta scaricando il gas e noi quei soldi che ci ha regalato l'Europa li daremo agli americani. Se non riusciamo a vedere la storia in questa maniera, mi fa pietà la gente che soffre, ma non posso non cercare l'origine. Ed esattamente come questa pandemia. Non posso dire soltanto è arrivato il virus, voglio sapere chi l'ha creato, come è stato fatto, chi aveva interessi, chi ci ha guadagnato miliardi di dollari su questo giochino, se quel virus poteva essere affrontato in maniera diversa, quella malattia, e tutte queste cose qua, perché c'è sempre una strada migliore. L'ho interrotta, professore, prego. No.
No, ma allora, siamo tutti d'accordo sul fatto che c'è un paese aggressore, questo paese è la Russia, e c'è un paese aggredito, e questo paese è l'Ucraina. Questo è fuori discussione. La Russia sta violando la Carta delle Nazioni Unite, sta violando il diritto internazionale, sta violando il diritto internazionale dei diritti umani, sta violando il memorandum di Budapest sulle armi nucleari, l'accordo che c'era sull'Ucraina, sulla smilitarizzazione, sta violando i trattati multilaterali che hanno istituito il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Cioè, come ha detto il professor Cassese, la Russia oggi è uno Stato fuori legge. Questo lo stiamo dicendo tutti. E non è in discussione, ovviamente. Non c'è dubbio che dopo l'89 sono stati fatti tantissimi errori, cioè dopo l'89 la NATO andava sciolta, si è sciolto il patto di Varsavia, andava sciolta la NATO, bisognava rafforzare l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e bisognava rafforzare l'ONU. E non dimentichiamo che l'idea di Roosevelt, quando fu scritta la Carta delle Nazioni Unite, era quella di creare un sistema di sicurezza collettiva, no? Previsto peraltro dalla stessa Carta, dal capitolo 7 della Carta, cioè un sistema di sicurezza collettiva voleva dire mettere a disposizione parte delle forze armate, degli Stati membri delle Nazioni Unite e del Consiglio di sicurezza, perché potesse agire al di sopra delle parti e nel rispetto dei principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Bene, questi accordi previsti dall'articolo 43 non sono mai stati fatti, quindi il sistema di sicurezza collettiva non è mai entrato in funzione. Se l'avessimo fatto entrare in funzione, probabilmente saremmo riusciti a prevenire non soltanto il conflitto in Ucraina, ma anche molti altri conflitti. Ora si stanno facendo gli stessi errori, perché si sta discutendo su chi dovrà garantire la sicurezza dell'Ucraina se rimarrà uno Stato neutrale, no? E i nomi sono quelli dei membri della NATO che si stanno facendo, l'Inghilterra, la Turchia, eccetera. Allora, perché non si dice che la sicurezza in Ucraina deve essere garantita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite? Perché non si rimette? È stato detto anche questo. No, beh, insomma, non ci si sta. Prego, Zaretta, dimmi. della Russia, no. No, vai, No, perché Paolo. ti seguo in questo ragionamento, ecco. Questa parte mi piace di ragionamento. Sì, cioè è coerente, e dopodiché è chiaro che le Nazioni Unite bisogna farle funzionare, è chiaro che le Nazioni Unite devono essere riformate. C'è anche un tema, e chiudo. Scusa, vorrei fare un inciso sulle Nazioni Unite. L'America sono anni che non paga il dovuto alle Nazioni Unite, quindi ostacola finanziariamente la funzionalità delle Nazioni Unite. Non si è capito perché. Prego, scusa se Sì, no, ma diciamo che in questo momento c'è un attacco da parte degli Stati Uniti, da parte della Cina, da parte della Russia contro il multilateralismo, e senza l'organizzazione internazionale multilaterale prevarrà la legge della giungla, la legge della forza. Quindi chi avrebbe dovuto difendere in questo momento il multilateralismo era l'Unione Europea. In realtà l'Unione Europea questo non lo ha fatto e ha fatto un errore. Io ti dico anche questo, ha fatto l'errore più grave secondo me che ha fatto l'Unione Europea, è stato quello di negoziare l'accordo di associazione con l'Ucraina nel quadro del partenariato orientale senza collocare questo negoziato dentro una cornice più ampia che era il partenariato strategico Unione Europea-Russia. Cioè l'Ucraina è uno stato cuscinetto tra la Russia e l'Unione Europea. Se tu vuoi farla entrare nell'Unione Europea devi anche dialogare con la Russia, non puoi fare una forzatura di questo tipo. Qui secondo me è stato, che non significa che l'Ucraina non deve entrare nell'Unione Europea. L'Ucraina può benissimo entrare, però siccome c'è una potenza maggiore che è lì, è chiaro che il dialogo ci vuole, il negoziato ci vuole, trovare un accordo più ampio ci vuole. Ecco, qui probabilmente è stato fatto un errore. Questo ecco. è possibile. Ecco. Mi sembra che Francia e Germania in particolare comunque abbiano cercato di mantenere un rapporto diretto
anche con la Russia. C'è stato un dialogo con Putin, diciamo, prima naturalmente di questa cosa. Poi dopo, appunto, la disponibilità deve essere reciproca. In ogni caso, insisto, condivido questa impostazione. Però tutto questo, gli errori eventualmente fatti non giustificano assolutamente questa guerra. E purtroppo il dramma della guerra ti pone sempre il problema eticamente difficilissimo: cosa fai se delle persone vengono private del loro diritto alla vita? Cosa si fa? È difficile, è un dramma che attraversa la storia, naturalmente. Si troviamo di fronte a due potenze. Io sto con Liliana Segre, che ha detto c'è il diritto alla difesa, sto con... No, ma anche noi diciamo che c'è il diritto alla difesa, Paolo, l'ha detto anche Mauro Valpiana, siamo tutti d'accordo che c'è il diritto alla difesa. Tra l'altro, e chiarisco anche questo aspetto dal punto di vista del diritto internazionale, il diritto dell'Ucraina di difendersi e il diritto dell'Italia e di tutti gli altri stati di fornire armi all'Ucraina è previsto dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Quindi questa fornitura di armi che sta avvenendo non avviene in violazione del diritto internazionale, è legittimo e su questo siamo tutti d'accordo. Il punto è un altro, come diceva Mauro Valpiana prima, cioè è il metodo che è sbagliato. Noi pensiamo che fornire armi, che è legittimo farlo, all'Ucraina sia una scelta sbagliata, perché provoca morti, provoca i profughi, provoca quello che stiamo vedendo e tutti siamo angosciati. Profughi la provoca la guerra, ma comunque accetto che su questo ci sia una base di discussione, senz'altro. Una volta appurato che c'è un aggressore, che il diritto alla difesa esiste e si fa nel rispetto della Carta internazionale e anche della Carta costituzionale, poi giustamente è più che legittimo, diciamo, non fermarsi agli istinti guerreschi che quasi mai risolvono i problemi. E una delle colpe ulteriori, secondo me, di Putin è appunto di aver provocato questa riapertura di una corsa agli armamenti. E d'altra parte, se tu stai in un sistema in cui una grande potenza che siede all'ONU, che è una potenza nucleare, ritiene di poter attaccare al di fuori di ogni anche pur minima parvenza di legalità internazionale, neanche fare finta, diciamo, di cercarla come è stata fatta con l'Iraq, allora questo scatena una reazione di questo tipo e quindi è un'altra colpa purtroppo che si assume storicamente la Russia, secondo me. Comunque, un piccolo punto di incontro l'abbiamo trovato. Con Giarretta, che pone problemi seri a cui bisogna cercare di rispondere insieme. Come diceva adesso Masha, la contestazione che facciamo sull'invio delle armi non è appunto dal punto di vista legale o morale, eccetera, è anche dal punto di vista dell'efficacia, cioè la non violenza, il pacifismo, chiamiamola come vogliamo, deve porsi anche il problema se gli strumenti che mettiamo in campo sono efficaci e aiutano l'obiettivo che abbiamo. Quando in altri casi simili sono state fornite armi da parte dell'Occidente, e rifaccio l'esempio che abbiamo fatto prima dell'Afghanistan, o possiamo fare l'esempio della Siria, scusa, o della Libia. Posso interrompere? Le armi che l'Occidente ha fornito, dove sono andate a finire? Un attimo, perché ci sono in Afghanistan, c'è un allarme. Prego. In Ucraina. In Ucraina, scusami. Vediamo se riusciamo. Vedo. È rimasto. Ecco, Simone Tropea, cosa sta succedendo? Un allarme aereo, diciamo, la minaccia è abbastanza ordinaria, suona l'allarme, dovremmo scendere nel bunker e in realtà ce la giochiamo, credo, sì, ma dovrebbe essere tutto sotto controllo. L'altra sera c'è stato questo fatto e poi, come diceva Matteo prima, c'è stato un po' di disordine legato a una bomba a mano o a un drone o comunque ad una raffica che ha lasciato dei segni di proiettili appunto qui all'ingresso dell'hotel, però dovrebbe essere sotto controllo la situazione. È andato a verificare Matteo. Ecco. Prego. Tutto bene? Sì, tutto Matteo, bene. Cosa ci racconti? Come va? Scialpi?
Sì, no, tutto a posto. Tutto a posto? Tutto a posto. Ecco. Qui ormai siamo abituati. Più che altro era per capire cosa stava succedendo. Non è che temessimo perché hanno già sparato qui davanti, per cui fa parte del bello della diretta, ecco. Non ci offendiamo se vi allontanate. No, tranquillo. Quindi restate volentieri. Adesso proseguiamo rapidamente. Che tra poco passi sulla siccità, quindi abbiamo allora passerei al secondo contributo, che apre un'altra visione di questa guerra. Il contributo è il famoso gas, una delle motivazioni per cui è importante tagliare i ponti con la Russia, perché c'è qualche nazione che in questa operazione, che è terribile, in maniera molto semplice ci sta guadagnando e vuole aprire un mercato con l'Europa. Allora, contributo numero 2. Vuoi il gas? Paghi in rubli. Vladimir Putin ha annunciato: se si vuole avere il gas russo lo si paghi in rubli e non più in euro o dollari come è normale fino ad oggi. La mossa sembra una scelta decisa dal nuovo zar per sostenere e rivalutare la moneta di Mosca, creando per la moneta russa una domanda anche sul mercato estero. Il cliente di Gazprom dovrà convertire la propria valuta in rubli, alimentando la liquidità del cambio sulle piazze internazionali. Non è così, lo hanno costretto le sanzioni. Per Putin si è trattato di una scelta obbligata, perché tra le sanzioni imposte dall'Occidente c'è anche il blocco delle transazioni internazionali, che mette Mosca nelle condizioni di non poter ricevere i pagamenti in euro o dollari. In pratica, se le forniture di gas russo vengono pagate in dollari o euro, i soldi restano bloccati e congelati nelle banche centrali. Così i debitori hanno pagato, ma il creditore non beneficerà mai del pagamento. Ma Putin ha garantito che Mosca continuerà ad assicurare le forniture in base a volumi e prezzi, principi di tariffazione stabiliti nei contratti conclusi in precedenza, ma se non riceverà il denaro chiuderà i gasdotti. Il rischio è che anche questo possa essere motivo di una nuova escalation della guerra. Joe Biden ne sa qualcosa. Un congelamento dei fondi era avvenuto anche per l'Afghanistan. Il presidente Biden nel febbraio scorso ha allungato le mani sui 7 miliardi di dollari di proprietà della DAB, la banca centrale dell'Afghanistan, che erano depositati negli USA e congelati dal Dipartimento del Tesoro il 17 agosto scorso dopo la conquista del potere da parte dei talebani. I soldi sono stati scongelati da Biden non per essere restituiti al legittimo proprietario, il governo afghano, ma per risarcire le famiglie delle vittime delle Torri Gemelle. Biden è corto di memoria. L'attentato non fu fatto dagli afghani, ma da terroristi sauditi affiliati ad Osama Bin Laden. Ora tutte le sanzioni adottate nei confronti di Mosca si scontrano contro lo stesso muro, il gas, ma le conseguenze si stanno rivoltando contro l'economia italiana. I tedeschi stanno riattivando le centrali atomiche dismesse dalla Merkel, quindi non hanno bisogno del gas, che comunque ancora non arriva in Germania dalla Russia. Ma noi del gas russo non possiamo farne a meno. Draghi annuncia che continuerà a pagare in euro, sapendo bene che ciò bloccherebbe i pagamenti e che la conseguenza è la chiusura dei gasdotti russi e quindi delle aziende italiane, e daranno colpa allo zar Putin. Qui si apre una prospettiva diversa, ovvero l'ufficializzazione delle valute digitali in netta concorrenza con i canali del sistema bancario tradizionale, che potranno essere utilizzate per pagare ufficialmente. Così nascerà la prima banca al mondo di criptovaluta garantita da uno Stato sovrano. Un altro fattore è il rafforzamento della Cina, che farà transitare sotto copertura i pagamenti in rubli rafforzando lo yuan, la valuta cinese. Ubi maior minor cessat. Ciò vale per molti altri paesi, ma sarà anche il business delle grandi mafie. Questa è una dimostrazione della disinformazione voluta dai media, ovvero tu sei libero di discutere, ma a tirare le somme è la nostra disinformazione. A ciò si aggiunge l'inefficacia delle nostre sanzioni e che cambierà il modo di vivere. Questa guerra è destinata a strumentalizzare la rete, che dall'unica portatrice di passatempi diventerà cruenta arma di guerra e di stragi, soprattutto economiche, globalizzando il conflitto mondiale. Speriamo torni la nostalgia del terrore atomico, che tenne gli animi cauti nella terrificante prospettiva di eliminazione dell'umanità.
Oggi questo pericolo purtroppo non viene percepito nella sua gravità. Morale, l'importante è creare l'astio reciproco tramite la disinformazione, oltre a un concorso basato sulla menzogna. I gestori della rete ti entreranno nelle tasche e scoveranno quei reconditi segreti che ingenuamente avevi celato nell'iPad, denaro compreso, e ti ruberà l'anima perché è lì che l'hai inconsciamente celata. Ma forse è già successo. Ecco, vediamo un aspetto della guerra che era insospettabile fino adesso, professor Mascia, cioè l'avvento di un criterio economico totalmente diverso. E ne abbiamo contezza perché oggi Putin, proprio dopo, evidentemente, forse ha visto il nostro servizio mentre lo montavamo, ha detto che la criptovaluta va bene anche per pagare il gas. Prego. No, ma questa è semplicemente la conseguenza di questo conflitto. È chiaro che Putin è, io dico, è un animale ferito, è una bestia ferita, no? Per cui tutto quello che lui... È una bestia cattiva e ferita. È ferita, ecco, diciamola così. Per cui tutto quello che lui può fare, ovviamente, per rispondere alle sanzioni che i paesi occidentali stanno mettendo in campo, lo farà, non ci dobbiamo stupire di questo, come non ci dobbiamo stupire se gli Stati Uniti sostituiranno la fornitura di gas che prima era fornita dalla Russia, che questo noi lo sapevamo da tempo, che quello era uno degli obiettivi di questa amministrazione. Per cui i conti tornano. Io in un certo senso vedo che sta accadendo in Europa quello che una volta accadeva durante l'era bipolare nei paesi in via di sviluppo e tra i paesi in via di sviluppo, cioè Stati Uniti e Unione Sovietica facevano le guerre nei paesi in via di sviluppo, tra i paesi in via di sviluppo con le loro armi, e lì c'era lo scontro senza mai fare uno scontro diretto. Ora questo scontro globale tra Stati Uniti e Russia lo hanno portato in Europa e hanno scelto un terreno, e quel terreno è l'Ucraina. Questo è il punto. Per cui non ci dobbiamo stupire, secondo me, di quello, delle scelte che Putin sta facendo anche nel campo dell'economia, nel campo della valuta. Certo, e direi che siamo preoccupati anche noi perché la guerra non finirà in Ucraina, no, se continua, quindi arriverà fino in Italia e dobbiamo pensare anche a questo. Quindi il pensiero è quello, come uscirne fuori. Ma scusi se mi permetto di interromperla, per dire che questa guerra provocherà anche una situazione difficilissima, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Non dimentichiamo che l'Ucraina e la Russia sono i più grandi fornitori di cereali, no? Quindi questa guerra provocherà tanta povertà in giro per il mondo. Quindi ci sono, oltre alla corsa al riarmo, che non ha nessun senso ovviamente nell'era, cioè nell'era della crisi sanitaria, nell'era della pandemia, come si fa a pensare di aumentare le spese militari e non aumentare le spese per la salute, per la sicurezza alimentare? Qui è il punto. Si può uscire da una situazione di questo tipo se si finisce di pensare alla sicurezza nazionale e si passa a ragionare sulla sicurezza umana, cioè al centro ci deve essere la persona umana e non gli interessi degli stati. Questo è il punto e non ci siamo ancora. Certo. E adesso interrompo anche nell'era della transizione ecologica, quel 1,5 miliardi che l'Europa ha anticipato per l'invio delle armi è stato sottratto al fondo della transizione ecologica, e i 102 milioni che l'Italia ha anticipato per le armi sono state sottratte al fondo della cooperazione. Anche questi sono elementi che fanno riflettere. Certo, quindi dobbiamo chiuderla questa guerra il più presto possibile. Però io vorrei entrare poi in un dettaglio per cui abbiamo ospite Paolo Giaretta. Anche Padova si sta muovendo per aiutare i profughi. E che iniziativa avete messo in piedi? Ma diciamo, sì, a Padova, ma insomma un po' in tutto il Veneto, per quello che vediamo. Tra l'altro la nostra, insomma, è una regione che economicamente ha molti contatti con l'Ucraina, quindi ci sono anche attività economiche
Io in questo momento adesso parlo appunto come vicepresidente dell'Orchestra di Padova e del Veneto, quindi facciamo musica, diciamo che la musica dovrebbe essere un linguaggio universale e quindi facciamo il 3 aprile questo concerto che è organizzato da tutte le principali istituzioni musicali padovane, quindi l'Orchestra di Padova del Veneto, i solisti veneti, il Conservatorio, il Festival Bartolomeo Cristofori, un concerto, il Palazzo della Ragione, il cui tutti gli artisti suonano gratis, il cui introito sarà destinato all'assistenza ai profughi ucraini, in modo particolare attraverso le strutture della Croce Rossa e della Caritas diocesana, che sono le due strutture che hanno in questo momento canali più diretti e più aperti, insomma, con tutto il meccanismo di assistenza dei profughi. Vogliamo ripetere la data? 3 aprile, ore 11, Palazzo della Ragione a Padova. Sul sito dell'orchestra Orchestra di Padova del Veneto è possibile acquistare il biglietto e, ripeto, tutto l'introito va direttamente al sostegno delle popolazioni civili. Ecco, stimoliamo i nostri telespettatori a passare un paio di ore con musica molto bella e il gesto naturalmente... Facciamo l'eroica di Beethoven, no? Che è proprio, diciamo, una musica che richiama il senso dell'umanità e dell'unicità della famiglia umana. Certo, bene. Allora io chiederei una conclusione ai nostri ospiti e scusami, partirei da te, Paolo Giarretta, se vuoi dare un'impostazione su questo futuro di questa guerra, cosa non bisogna... La conclusione, appunto, oggi parlando con questi profughi, dicevano: ma se noi adesso non riusciamo a seminare, non riusciremo a raccogliere. Certo. Ecco, quindi anche la necessità di una conclusione più rapida possibile della guerra, proprio per gli effetti anche che ricordava Matteo sulla situazione, della situazione della fornitura dei beni, dei cereali, eccetera, anche a tutto il resto del mondo. Io penso che ci sia anche, adesso possiamo discutere sull'efficacia o meno, naturalmente è un tema aperto, però certamente anche Putin si starà ponendo il problema dove può arrivare, perché ha avuto una risposta molto forte. Voi potete ritenerla sbagliata, ma c'è stata una risposta non è forte. Sbagliata. E quindi anche Putin si porrà il problema: cosa faccio? Perché o uso l'arma nucleare, speriamo di no, o devo occupare un paese di 40 milioni di abitanti. È impossibile, perché poi sono distanze enormi. Estensione enorme. Che non e quindi anche Putin, che non è proprio... Io non è che sia così ottimista, no? Già sta arretrando, eccetera, no. Per il momento, diciamo, forse aveva sottovalutato, ma ha ancora delle altre forze da mettere in campo. Però l'economia ha un problema, però l'esercito è un problema anche per lui. Quindi auguriamoci che i tempi siano maturi per un'iniziativa forte. Penso alla Cina, perché sì, ci vorrebbe l'ONU, ma l'ONU per il momento è bloccato, ecco. Ma che magari sia la Cina ad aprire la strada e poi nella sede dell'ONU si trovi quella composizione. Certo, i disastri fatti resteranno per generazioni, ma insomma alla fine bisogna venirne fuori. Certo. Allora, Matteo Scialpi, ci puoi aiutare in una conclusione e darci, se hai novità, qualcosa dall'Ucraina? Sì, ma diciamo che abbiamo visto che stamattina la nave russa ha bombardato, ha cannoneggiato un villaggio qui nei pressi di Odessa. Domani andremo a verificare cosa è successo, se è una delle tante notizie che poi si scoprono essere dei flop oppure delle dimensionate o meno, perché ci è capitato anche di vedere recentemente palazzo abbattuto ed era una casa, la villetta
che ha sempre il suo valore ovviamente, perché probabilmente stanno testando quelle che possono essere le resistenze della città, stanno testando se riescono a far saltare il sistema di minamento del porto, delle acque territoriali per difendersi dagli attacchi. Quindi c'è qualcosa che non ci convince sostanzialmente, c'è la non massiccia presenza in una guerra di armamento pesante, per cui vediamo solamente ragazzi, giovani, eccetera, armati di armi vecchie, leggere, eccetera, ma anche gli stessi russi che vengono qui con armi non pesanti oppure carri armati vetusti, cioè qualcosa di strano succede in questa guerra. Non in quest'area. Non in quest'area comunque, perché da altre parti ovviamente c'è qualcosa di pesantemente violento, con morti eccetera. Qui Odessa al momento è una periferia della guerra, una retrovia molto tranquilla, ma anche stamattina a Nikolaev sembrava la stessa cosa, però fino a ieri hanno sparato, ieri mattina cioè ci sono degli alti e bassi di questa guerra che non riusciamo a capire perché. Sembra quasi che nessuno dei due voglia sfondare, o nessuno dei due voglia, o specie Putin o dei russi vogliano avanzare velocemente, cioè non si riesce, perché c'è qualcosa che non ci quadra, cioè non è una guerra normale. L'informazione è quella gestita dai media, dai social media, che da una parte e dall'altra, se le notizie vengono riportate, vanno sempre ricontrollate, incrociate per capire chi è che sta dicendo qualcosa. Prima avete mostrato la nave, diciamo, che era stata fatta saltare secondo sabotata qui ad Odessa, però anche lì sembra che non sia vero. Cioè, quindi la situazione è tutta molto molto confusa. Poi la gente muore purtroppo, in alcune altre aree muore. Sì. Questa è la mia quello che vediamo qui per entrare. Grazie. Volevo aggiungere a quello che ha detto Paolo, sì, che sia Caritas che Croce Rossa, ma anche altre associazioni volontarie, specie nella zona della Moldavia, che ho visto dei campi di raccolta, di transito dei profughi, sono di un'efficienza mostruosa, hanno una capacità di aiutare, di distribuire materiali di qualsiasi tipo, di prima necessità, in un modo efficace, capillare e sicuramente utile ai profughi. Qui a Odessa c'è una la Giulia, che è un po' ormai l'eroina di Odessa, perché da sola riesce a gestire migliaia di profughi, migliaia di richieste giornaliere, quindi con un esercito di civili, di volontari che smistano le merci, che scaricano e distribuiscono i camion, cioè proprio sembrano delle formiche che si muovono, e anche questa è una guerra di pace probabilmente, una guerra che nessuno vede, però che funziona, che rende meno pesante quello che succede. Grazie. Una grande umanità che comunque emerge continuamente. Simone Tropea. Sì, un po' ecco quello che diceva Matteo, che credo che si possa inquadrare in questi termini. Questa regione, naturalmente parliamo solo della regione di Odessa, la guerra è ancora underground, cioè si ha l'impressione che il grosso debba ancora arrivare, naturalmente ci auguriamo che non arrivi mai. Ci sono altre aree dell'Ucraina che sono pesantemente colpite, zona l'oblast di Kharkiv per esempio, Kherson, evidentemente Mariupol, che tutti avete potuto vedere, identificare come la città più distrutta, diciamo, di questo conflitto. Quindi naturalmente è una guerra che ancora deve mostrare probabilmente i suoi lati peggiori in quest'area del paese. Qui questa dimensione appunto di guerra nascosta, per così dire, si manifesta soprattutto come appunto guerra civile, conflitti che ci sono e sono anche epidermici, emergono continuamente tra appunto spie
intelligence ucraina, spie russe e intelligence ucraina. Pensiamo in una realtà come Mykolaiv che abbiamo visto stamattina e che abbiamo frequentato anche nei giorni passati. Ecco, lì per esempio ci sono i gruppi di condomini che hanno creato proprio dei gruppi WhatsApp e dei gruppi Telegram dove si scambiano informazioni su possibili informatori dei russi e sabotatori. Informatori sono i civili prezzolati dai russi, e i sabotatori sono invece individui che appartengono a corpi militari o paramilitari in incognito. E lì è scoppiata la paranoia da caccia alle spie, per esempio, no? Allora l'esercito ucraino sta arginando quelle che sono delle derive appunto di caccia alla spia. Quindi ci sono tanti aspetti di questa guerra che sono molto controversi ma anche molto difficili da inquadrare in una sintesi coerente. La guerra c'è, in alcune aree si combatte nel modo più brutale e spietato possibile. Noi testimoniamo una situazione di conflitto che presenta dei lati molto oscuri e difficili anche da dipanare. Ecco. Grazie infinite. Marco Mascia, vogliamo dare una conclusione? Una battuta io la farei sull'università. L'Università di Padova ha messo a disposizione delle risorse importanti per accogliere sia professori sia studenti dall'Ucraina che stanno uscendo dall'Ucraina e ha messo in campo un sistema quindi di accoglienza importante. Abbiamo avuto un tavolo nei giorni scorsi con il console ucraino di Padova, il dottor Toson, e faremo un incontro lunedì mattina con il console con gli studenti dell'Università di Padova, perché ci dicono che hanno bisogno anche di volontari e di volontarie che aiutino ora nella nostra città, nella nostra regione ad accogliere le persone che stanno arrivando, quindi questo è molto importante e lo stiamo facendo. E invece sul fronte della mobilitazione domenica 24 aprile ci sarà una marcia straordinaria per la pace e la fraternità da Perugia ad Assisi, e quindi insomma l'invito è a tutti insieme di partecipare a questa marcia, perché abbiamo tutti lo stesso obiettivo, che è quello di fermare la guerra e di costruire la pace. E su questo dobbiamo essere tutti, penso in particolare in questo drammatico momento, uniti. Non so se lo dirà Mauro Valpiana, ma c'è anche l'iniziativa della comunità Papa Giovanni XXIII, il movimento non violento eccetera, ma forse la dirai tu. Prego. Dulcis in fundo, Mauro Valpiana. Sì, grazie Mascia. Infatti proprio il 1° aprile ci sarà una carovana per la pace, che è un'iniziativa umanitaria con le varie reti Pace e Disarmo e l'associazione Papa Giovanni XXIII in particolare, dove porteremo degli aiuti a Leopoli, e questi pulmini poi torneranno portando fuori dei bambini e dei ragazzi disabili con le loro famiglie che non hanno più l'assistenza sanitaria necessaria, e verranno ospitati in Italia. Questo è un modo anche per dire importante che tutta questa solidarietà che c'è, questa attenzione, questo aiuto alle vittime è già un modo per combattere contro la guerra e per lavorare per la pace. L'altra cosa che volevo dire è che un'assenza che sentiamo, che purtroppo sentivamo anche 30 anni fa con l'assedio di Sarajevo, la mancanza della polizia internazionale. È lo strumento che ci vuole per aiutare i popoli, cioè che le organizzazioni internazionali, l'ONU prima di tutto, l'Unione Europea, le alleanze di pace e di cooperazione dovrebbero avere uno strumento che possa utilizzare la forza in difesa
in difesa dei diritti e del diritto internazionale. Questo manca e dobbiamo cogliere questa occasione per iniziare veramente a lavorare in questa direzione, per costruire un futuro di pace e perché l'Europa assuma proprio questa centralità, Europa come potenza di pace, non solo come alleanza militare. Grazie a tutti per gli interventi, perché sono essenziali i vari punti di vista per capire meglio questo fenomeno che è la guerra e che non ci dovrebbe essere, che deve uscire dalla cultura. La guerra è l'ultima ratio che non va mai usata. Si possono arrivare a soluzioni migliori, però ciascuno deve abbassare il livello di scontro e quindi deve essere un'azione comune e, diciamo, preposta a una diversa visione della vita, ma questa, diciamo, visione deve essere insegnata anche a scuola, non solo nelle parrocchie, non solo dal Papa, ma anche nelle famiglie, perché troppo spesso ancora adesso vediamo che i giovani crescono con un certo tipo di violenza e allora bisogna che la società sia in grado di difendersi, di riuscire a creare una generazione che non entra neanche nell'ordine di idee di poter fare una guerra, perché cercherà, come cerca una squadra di calcio, di vincere, ma se perde non succede niente comunque, perché si rimette in gioco. Così deve essere la politica mondiale. Grazie a te. Sì, certo, grazie a Paolo Giaretta per essere stato con noi, ex senatore del Partito Democratico e questa sera in veste anche di vicepresidente della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto. Grazie a Mao Valpiana, presidente nazionale del Movimento Non Violento. Buonasera e grazie per essere stato con noi, Valpiana. Grazie a voi. Grazie a Matteo Scialpi e a Simone Tropea, grazie per il vostro lavoro, per il vostro contributo. Torneremo a disturbarvi nei prossimi giorni e grazie al professor Marco Mascia, docente di Relazioni Internazionali all'Università di Padova, per aver partecipato. Adesso abbiamo un break pubblicitario e poi torniamo però con la nostra rubrica del Memento e questa sera affronteremo un'altra emergenza sicuramente meno cruenta ma comunque grave, che è quella idrica che sta colpendo tutto il nord Italia e in particolare il nord-est. Una situazione che deve essere affrontata e anche questa che dovrà essere organizzata per i tempi futuri, visto che i cambiamenti climatici ormai li viviamo quotidianamente. A tra poco, dopo la pubblicità.